Sì, c'è la possibilità, la cosa importante è dare continuità alle risorse che sono state messe in atto in questi anni. L'evento di oggi è stato un evento importante perché è stato a chiusura di 2 anni intensi di lavoro che hanno coinvolto tanti partner nel territorio, sia a livello diciamo locale per quanto riguarda la Regione Veneto e il Friuli, sia a livello nazionale. Hanno collaborato nel progetto soggetti importanti, per cui enti locali, soggetti del terzo settore, aziende sanitarie, in un lavoro di sinergia per mettere in atto delle azioni di cambiamento. Il cambiamento è possibile e i pensieri che abbiamo speso oggi anche con i relatori sono cambiamenti che passano dalle nuove generazioni. Il nostro progetto è un progetto che lavora sì con l'uomo che ha agito violenza e quindi un lavoro diciamo sulle emozioni e sulla gestione delle emozioni da parte dell'uomo che ha già agito, ma quello che abbiamo voluto sottolineare oggi è che è necessario spostare il focus a quello che avviene prima, ai futuri uomini di domani. E quindi è un lavoro importante quello che si sta svolgendo in questo momento con le scuole secondarie di primo grado, ma come è stato sottolineato oggi è necessario lavorare a partire dalle scuole primarie del territorio. Quali sono i prossimi passi appunto di questo progetto? Cosa avete in serbo per il futuro? Il progetto si chiuderà a metà novembre, quindi il 15 novembre, e Cooperativa Itaca, in qualità di capofila del progetto, ha già sottoscritto un progetto con i partner e presentato all'Europa. L'auspicio naturalmente è che ci possa essere un nuovo finanziamento. I partner aumenteranno nel prossimo bando qualora sarà finanziato ed estenderemo il territorio oltre il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Quello sul quale vogliamo lavorare da una parte è dare continuità alle azioni importanti che abbiamo messo in atto, quindi i laboratori nelle scuole e il lavoro appunto con gli sportelli e con gli uomini che hanno agito violenza. Dall'altra vogliamo sviluppare il modello di formazione Engage rivolgendolo non soltanto ai professionisti del settore, quindi psicologi, assistenti sociali, medici in prima linea, ma anche alla comunità e quindi lavorare con gli allenatori sportivi, con le parrocchie, con gli insegnanti, con coloro che vivono a contatto con possibili situazioni di violenza per poterle intercettare precocemente.